Assessore Pannontin, la prima esercitazione di protezione civile a sorpresa, però l'aiuto concreto che adesso la protezione civile è in grado di dare è appunto molto molto importante. Sì, a sorpresa perché effettivamente se ci pensiamo lo scopo di questa esercitazione è davvero testare se quando ahimè dovesse mai arrivare un fenomeno come quello che questa regione ha già conosciuto siamo effettivamente pronti, quindi la sorpresa ha questo significato. Devo dire che è un momento importante perché si completa la strutturazione delle colonne mobili regionali, che sono due colonne da 250 posti per sfollati e 50 posti ognuna per i volontari, quindi 500 sfollati e 100 volontari possono essere ospitati in totale autonomia sotto ogni profilo, elettrica, energia, quindi ci sono i gruppi elettrogeni che garantiscono l'autonomia funzionale dei campi, dei campi in allestimento, e la chiusura anche di un percorso che ha visto l'utilizzo di 1,5 milioni di risorse stanziate dallo Stato, dal Dipartimento Nazionale, che insomma pone ancora una volta questa regione e la sua protezione civile ai vertici nazionali in termini organizzativi.